Ben ritrovati cari telespettatori, grazie ai nostri ospiti di essere qui con noi. Massimo Cestaro, ben ritornato, segretario generale SPCGIL del Veneto. Buongiorno. Grazie segretario. Paolo Damonti, Federconsumatori Padova, grazie anche a lei. Grazie, buongiorno. Allora, il tema che affrontiamo quest'oggi, l'avevamo anche preannunciato, è quello relativo all'uscita dal mercato tutelato, l'entrata nel mercato libero. Stiamo parlando degli energetici, in modo particolare, come vedete, il gas, ma non soltanto, perché poi parleremo anche di contratti relativi all'energia elettrica e di tutte le perplessità e i dubbi che li accompagnano. Nonostante tempo addietro questo alert si fosse già diramato in più e più circostanze, sembra che forse, al di là di qualche piccola proroga, saremmo arrivati al dunque, ma a prescindere è bene che tutti quanti noi siamo informati su cosa comporta, cosa sta succedendo, cosa vuol dire, senza mettere la testa sotto la sabbia per dire non voglio sapere niente, che succeda quel che succeda, ma avendo un minimo di consapevolezza. Almeno uno, se si trova davanti un'opzione, una scelta, ha tempo di informarsi debitamente. E allora, segretario, do prima la parola a lei, dopo nel tecnico entriamo naturalmente con Federconsumatori, che è l'associazione a tutela dei consumatori e dei cittadini, che dà sempre una consulenza, un supporto in tutti gli sportelli messi a disposizione sul territorio, anche attraverso lo SPI, perché poi lo SPI è presentato una problematica, se non può risolvere la manda a Federconsumatori e viceversa, insomma interagiscono anche assieme. Mercato libero, mercato tutelato, però al di là di tutto è anche una tutela soprattutto di situazioni particolarmente delicate, perché chi è benestante, chi ha disponibilità economica può fare delle scelte, sbagliare, tornare indietro, non ci sono problemi. Tanti altri, soprattutto le categorie a cui voi rivolgete, quindi più fragili, devono sapere bene dove si va a finire, no? Certo. Allora, anzitutto è il caso di dire che come sindacato di pensionati assieme a Federconsumatori abbiamo messo in piedi delle iniziative a partire dal livello nazionale e poi via via per i territori, perché purtroppo doveva essere fatta una grande informazione da parte del governo su questa questione, cioè la fine del mercato tutelato per gas e energia elettrica. La fine per il gas è prevista per il 10 gennaio del prossimo anno, quindi diciamo dopodomani, mentre per l'energia elettrica aprile del 24. Tanto per capirci, questa è una cosa che interessa tutte le famiglie italiane, cioè 26 milioni di famiglie italiane sono interessate da questa cosa, quindi si capisce bene che sarebbe stato auspicabile una campagna di informazione che in qualche modo era stata anche promessa, una campagna di informazione per dire alle famiglie e alle persone come orientarsi rispetto al fatto che un mercato tutelato termina e quindi quale altro nuovo contratto per il tuo gas e per la tua corrente elettrica fai con i gestori. L'avete fatta voi con l'associazione consumatori, cioè in passato l'associazione consumatori, Federconsumatori e Nord-Vero, si sono prodigate anche altre insieme per fare questa campagna per fare informazione, sì, insomma, quindi l'abbiamo fatta. Non è stata fatta forse a livello istituzionale o da parte... No, diciamo che la cosa che ci aveva in qualche modo tranquillizzato nelle ultime settimane è che sembrava che, diciamo, questi termini venissero prorogati di alcuni mesi, si diceva di 3 mesi o anche 6 mesi. E così non è, almeno dalle cose che sappiamo oggi questa cosa non c'è, quindi le date del 10 gennaio 24 e aprile 24 rimangono ferme. C'è una dichiarazione del ministro competente che dice ma faremo, deroghe non ce ne sono, dice, quindi insomma le date restano queste, ma faremo in modo che l'ingresso delle famiglie nel nuovo mercato sia più morbido, però diciamo, non si capisce bene questa cosa come venga declinata in termini tecnici. Quindi quello che sappiamo oggi è che la proroga non c'è, anche perché diciamo, questi termini sono stati concordati con l'Unione Europea rispetto al PNRR, quindi le dazioni che arrivano dall'Unione Europea all'Italia sono vincolate anche dal rispetto di queste date. Quindi se queste date saltano, infatti su questo parte del governo ha detto non se ne parla di proroghe perché rischia di saltare l'accordo con l'Europa. Quindi noi adesso dobbiamo, dico io purtroppo, dare per certo
che il 10 gennaio finisce il mercato tutelato del gas e che aprile 24 finisce il mercato tutelato per l'energia elettrica. Ora, perché c'è un interesse nostro come sindacato dei pensionati? Perché diciamo, la norma prevede che ci siano delle fasce tutelate, e cioè i cosiddetti clienti vulnerabili. Magari poi lo vediamo dopo, sono gli ultra 75 anni, cioè, quindi sono in qualche modo una platea che riguarda noi. Ma facciamo queste iniziative di informazione, ne faremo ancora altre, perché noi tutti, quindi non solamente gli anziani, ma noi tutti siamo tempestati da mesi di telefonate di soggetti non meglio identificati che offrono nuovi contratti, tariffe scontatissime, eccetera. Creano anche, ingenerano veramente ansia e confusione. Ingenuano ansia e confusione, una persona a casa non sa come orientarsi. non sai con chi parli, e quindi stiamo già dicendo alle persone di diffidare da accordi fatti telefonicamente, di dare degli ok telefonicamente, perché questa cosa rischia di trovarsi in condizioni critiche rispetto alle quali è anche difficile tornare indietro. Cioè, io non posso dire naturalmente, perché non ho gli elementi per farlo, per dire siamo in presenza di una serie di truffe, ecco, perché questo è ovvio che non sono in grado di dirlo. Però il fatto che riceviamo noi decine di telefonate ogni settimana, ogni mese, proponendo contratti sia per il gas che per la luce, è una cosa vera, e che naturalmente crea confusione, e rischiano di cadere in queste supposte trappole anche le persone più fragili. Ma poi quindi il problema è che ci sono molti operatori anche seri nel mercato, certo, che ovviamente utilizzano i mezzi di penetrazione che sono a disposizione, soltanto che tutte le cose quando io ho 5 proposte ottime e oneste, magari ce n'è una che non lo è, quell'una va a inficiare il lavoro anche di questi operatori che operano correttamente, fanno delle offerte interessanti e valide, e poi nelle offerte interessanti comunque a causa della non conoscenza si può incappare in situazioni che non sono consone alla propria specifica situazione, che questa è un'altra cosa importante, perché ognuno ha delle situazioni personali di utilizzo, di consumo che sono diverse dall'altro, per cui anche tutto è molto legato a quanto e come uno consuma, insomma. Assolutamente sì. Adesso per fare proprio un ragionamento spannometrico, è evidente che il single che lavora fuori casa eccetera avrà un consumo di un certo tipo, una famiglia composta da 5 elementi ne avrà un altro, quindi anche le tariffe andranno valutate rispetto al fabbisogno, che è la ragione per la quale avevamo chiesto, diciamo, ostinatamente che ci fosse una campagna di informazione. Ripeto, avevate chiesto a livello istituzionale? Certo, a partire ormai da qualche tempo sia Federconsumatori che il sindacato CGIL, il sindacato di pensionati, ma la Confederazione, abbiamo chiesto che ci fosse appunto una grande campagna di informazione, di comunicazione, in assenza della quale abbiamo chiesto una deroga delle date. Quindi siamo a oggi che non c'è stata la campagna di informazione e che la proroga delle date non c'è. E quindi diciamo noi facciamo il nostro, insomma approfittiamo anche Quando di è che viene stabilito, segretario, se ci sarà o non ci sarà questa proroga, che si è sentita di ancora 6 mesi o meno, dove viene decisa? Le notizie che abbiamo letto dalla stampa è che le proroghe non ci sono. Ah, che non ci sono, quindi questo non ci sono. Dovrebbe essere. Quindi bisogna arrivare a fare una scelta consapevole. Entro il 31 dicembre di quest'anno. Quali possono essere le criticità, secondo lei, a livello un po' generale, e voi sostanzialmente che cosa auspicate? Una maggiore informazione, oppure il mercato tutelato secondo voi è veramente di maggior tutela o non è così? No, diciamo che finora il mercato tutelato ha dato delle garanzie, perché diciamo anche la parte economica, il prezzo è stato definito dall'agenzia nazionale che si occupa di questo, che è l'ARERA.
è evidente che si apre un mercato. Ora, noi abbiamo visto altri fenomeni in Italia di apertura del mercato, penso alle telecomunicazioni. Poi è andato in meglio, perché al di là di alti e bassi, però insomma diciamo che c'è stata questa concorrenza. Sì, è andato in meglio dal punto di vista del consumatore, che sta cosa ovviamente è importante. Dal punto di vista delle aziende un po' meno, insomma, nel senso, stavamo parlando prima, insomma, ecco, vi ricordo la STET, che era tra il quarto e il quinto gruppo di telecomunicazioni al mondo. Oggi non abbiamo un'azienda nazionale che si occupi di questa cosa, abbiamo tante aziende, però diciamo questo rientra in un filone dove neanche la compagnia aerea più nazionale, dove abbiamo ben poco che sopravvive. Però diciamo è chiaro che la concorrenza può offrire un servizio migliore anche a costi vantaggiosi all'utente, ma naturalmente questo è un processo che, come tutti i percorsi di liberalizzazione, andrebbe monitorato, attenzionato, e quindi con un rapporto costante tra le associazioni, anche i rappresentanti dei consumatori, le grandi organizzazioni sindacali, un momento di monitoraggio di questa fase che a oggi mi pare non ci sia. Quindi diciamo, noi facciamo informazione, adesso anche scenderemo nel dettaglio, un po' più nei dettagli tecnici, però francamente, ripeto, insomma, avremmo gradito una massiccia campagna di informazione. Ripeto, sono 26 milioni le famiglie italiane interessate da questo processo. Che non hanno ancora fatto la scelta. Che non hanno ancora fatto la scelta, e stiamo parlando di luce e gas, cioè insomma, capito, quella cosa che ogni giorno entriamo in casa, accendiamo la lampadina e ci facciamo da mangiare accendendo il gas, insomma, quindi parliamo proprio della quotidianità delle persone. Dicevo prima, auspicavamo su una proroga, non tanto per avere la proroga, ma quanto per avere il tempo perché il governo facesse quell'opera di informazione che non c'è stata. Quindi adesso noi facciamo il nostro, e con i nostri limiti, con le nostre possibilità, approfittando anche degli spazi che ci offrite, insomma, che sono importantissimi proprio perché riguarda la condizione dei cittadini. Grazie segretario. Allora, cari telespettatori, adesso entriamo nel merito tecnico un po', come e perché e in che termini. Lo facciamo naturalmente con Federconsumatori, però dopo la pubblicità. Quindi restate sul canale 19, seguiteci, prendete appunti, a tra poco. Allora, Federconsumatori, vediamo consigli per il cambio, consigli per il cambio, e soprattutto cerchiamo di spiegare cos'è, dove si va a parare. C'è un messaggio: per la scelta del gestore affidatevi a chi conoscete personalmente e a chi ti risponde al telefono, una persona vera e non un computer. Questo suggerisce un nostro telespettatore. Sì, è sicuramente un consiglio prezioso, ed è un consiglio che anche noi diamo spesso. Non ci sono compagnie necessariamente migliori di altre. L'importante è scegliere un fornitore che abbia veramente un punto vendita, un punto per il servizio clienti che sia raggiungibile magari vicino al domicilio, perché abbiamo notato che quando una persona veramente ha un problema e deve entrare nella giungla dei call center non esce più. Alcuni operatori a volte non sono formati, oppure non sono in grado di risolvere il problema della persona. Avere il contatto diretto con uno sportello funzionante spesso fa la differenza tra poter risolvere i problemi oppure continuare ad avere dei problemi con un fornitore, quindi è un consiglio molto, molto opportuno. Ecco, l'altra cosa, però mi allaccio a questa questione che ne abbiamo affrontato sempre anche insieme con voi in altre circostanze e con il supporto dello SPCGL e anche della Polizia di Stato. Attenzione a non aprire alla persona fisica che ti si presenta, magari senza un appuntamento, prima verificare, perché dopo qua si rischiano anche altre situazioni, no? Perché Sì, non si rischiano soltanto dei contratti truffaldini, perché a volte le persone vengono, diciamo, raggirate, perché magari gli si propone anche un'offerta che non è così tanto sconveniente dal punto di vista economico, ma persone che magari erano nel mercato tutelato e avrebbero voluto continuare a stare nel mercato tutelato si sono trovati nel libero, perché degli operatori sono venuti a casa loro, li hanno convinti, hanno detto: guarda che sta scadendo, altrimenti ti stacchiamo il gas, altrimenti ti stacchiamo la luce. Le persone preoccupate hanno accettato e hanno firmato. Per questi casi fortunatamente esiste il diritto di recesso entro 14 giorni, se le persone hanno difficoltà possono rivolgersi ai nostri sportelli.
Certo, no, ma proprio non far entrare persone estranee serve appuntamento, perché questo dopo incappiamo in altre situazioni che voi state cercando di arginare. Allora, fine del mercato tutelato, mercato libero e mercato tutelato. Abbiamo anche una slide di supporto, spieghiamo qual è l'uno e qual è l'altro, perché ancora non aveste capito cosa vuol dire tutelato e cosa vuol dire libero. Sì, infatti è vero che tante persone vengono da noi e dicono ma io non so con chi sono, magari ci dicono sono da 30 anni con la stessa persona, in quel caso sicuramente sono con il mercato tutelato. E nel mercato tutelato quali sono le sue caratteristiche? Che le condizioni economiche e contrattuali vengono decise dall'ARERA. Questo non significa che siano necessariamente vantaggiose o regalate o prezzi più bassi, però significa che c'è un'autorità alla base che calcola questo prezzo in base a quelli che sono effettivamente i prezzi di vendita all'ingrosso, e quindi non c'è un fornitore che magari un giorno si sveglia e dice io decido che il gas costa 2 euro al metro cubo per i miei clienti, e i clienti loro malgrado hanno da quel momento quella tariffa. E il mercato tutelato ha delle tariffe variabili per sua natura, per cui variano, e quindi se le persone hanno un'offerta fissa sono sicure invece di essere con il mercato libero. Le offerte a tariffa fissa sono state un po' no, questo non ho capito bene. Allora il mercato tutelato ti dà un'offerta di che tipo? Variabile. La tariffa è variabile. Ed è una tutela questa? È una tutela, sì, perché le persone hanno sempre il prezzo più basso disponibile. Se invece, come a volte capita per chi è nel mercato... Oppure se sale però, come sì, è successo, è vero. Questo è un rischio? Perché c'è anche questo rischio, chiaramente. Perché adesso sappiamo che l'energia elettrica sta aumentando abbastanza e si rischia il picco degli anni scorsi, e tu rischi di trovarti delle bollette, perché alcuni so che hanno avuto delle garanzie di un prezzo calmierato proprio perché avevano un mercato una scelta di un certo tipo, quindi un mercato libero. Allora, negli anni scorsi questo è stato un po' una lama a doppio taglio, perché quando ci sono stati i primi rialzi, che sono iniziati ancora prima della guerra in Ucraina, le persone che avevano il mercato tutelato si sono accorte di una comunque sensibile variazione al rialzo della loro tariffa. Le persone che erano con il mercato libero, purtroppo, diciamo, le possiamo dividere in due persone: le persone che avevano dei fornitori che hanno cercato e avevano soprattutto la potenza economica di resistere e di continuare a garantirgli quella offerta, e poi c'erano invece le compagnie poverette un po' più piccoline o che volevano anche un po' cavalcare l'onda, che hanno mandato una bella lettera ai loro clienti dicendo tu avevi questa tariffa assicurata per 1 anno o per 2 anni, mi dispiace, io non posso più garantirtela, per cui adesso ti ritrovi con una tariffa variabile. Abbiamo visto persone che con il mercato libero si sono trovate da un giorno all'altro, anche senza essere avvisate, con una tariffa variabile, e si sono trovati di botto a pagare da 20-30 centesimi al metro cubo a pagare 3 euro, tariffe decuplicate. Allora, quindi questo sostanzialmente, ritornando un po' anche al nostro schema che vedevamo prima in onda, questo del mercato tutelato è una situazione di fatto, mercato libero invece cos'è? Da cosa è caratterizzato? È caratterizzato appunto da un numero molto elevato attualmente di fornitori che competono tra di loro cercando di offrire il prezzo della materia prima più basso o le condizioni economiche o contrattuali migliori per cercare di attirare clienti, perché nei contratti del mercato tutelato spesso confluiscono anche altri servizi, la fornitura di lampadine LED per la luce, i controlli annuali della caldaia a volte sono inclusi in alcuni contratti del mercato tutelato. Questo fa un po' di confusione nel consumatore a volte, devo dire. Però appunto il cavallo di battaglia del mercato libero era quello di offrire delle tariffe fisse, e per un bel po' le persone sono state molto contente di avere delle tariffe fisse perché gli dava appunto questa sicurezza. Attualmente però mi sento di consigliare a chi ha una tariffa fissa nel mercato libero di controllare, se non è scritto nelle bollette, di fare i calcoli con la calcolatrice o di rivolgersi a noi, di controllare effettivamente quanto sta pagando, perché è vero che adesso il prezzo del gas, con anche il problema che sta succedendo a Israele, è un po' a rialzo, ma parliamo comunque di intorno ai 40 centesimi al metro cubo. Ci sono persone che hanno fissato il prezzo magari 1 o 2 anni fa e stanno pagando 1 euro, più di 1 euro al metro cubo, per cui è fisso, ok,
però è comunque più del doppio rispetto a chi ha il variabile. Cosa possono fare queste persone? Possono sicuramente... Cioè, ci può essere un adeguamento? Difficile. Gli adeguamenti abbiamo visto che le compagnie tendono a proporli quando il prezzo dell'energia o del gas sale e il prezzo sul contratto invece è più basso. Le compagnie sono ben contente di lasciare che le persone paghino di più per la materia prima rispetto a quello che effettivamente loro la stanno acquistando. A volte le persone accettano il rischio, dicono magari €1 non lo pago tanto volentieri al metro cubo per il gas, ma 70 centesimi sì, perché potrebbe salire. Queste purtroppo sono scelte molto personali, perché dopo l'exploit degli anni passati il prezzo delle materie prime era calato sensibilmente. Adesso c'è qualche timido rialzo e c'è chiaramente la grande paura che questo ennesimo conflitto possa far rialzare i prezzi. Per cui sono considerazioni veramente personali. È difficile consigliare scegliete un prezzo fisso piuttosto che un prezzo variabile. Ognuno sa anche quello che può scegliere. L'importante è ricordare che se in un qualsiasi momento la persona non si trova più a suo agio con l'offerta, vede che non è più conveniente, la può cambiare, non c'è alcun tipo di vincolo per le offerte di luce e gas. Servizio di maggior tutela, ecco, quindi quando siamo entrati, vediamo la slide successiva, cosa possiamo dire qui? Possiamo dire che il servizio di maggior tutela, per come lo conosciamo, dal 10 gennaio per il gas smetterà di esistere. Rinascerà dalle sue ceneri come la Fenice per i cosiddetti clienti vulnerabili, ma non si chiamerà più servizio di maggior tutela, si chiamerà servizio di tutela della vulnerabilità. Certo, vediamo quella successiva che così ci aiuta, ecco cosa cambierà. Dal 10 gennaio, questa è la data ultima di cui siamo a disposizione, il servizio di maggior tutela nel settore del gas sarà riservato, come diceva lei, esclusivamente ai clienti classificati come vulnerabili. Allora, qui avevamo introdotto il tema con appunto il segretario, no? Della vulnerabilità. Chi sono i clienti vulnerabili? Vediamo un attimo anche la slide successiva. Ecco, vediamo la slide, appunto sono le persone di età superiore ai 75 anni, percettore del bonus energia. Cioè insieme tutte queste cose oppure soltanto già uno che ha 75 anni o deve essere anche percettore del bonus energia, cioè tutte le condizioni insieme? No, è un requisito insufficiente. Ah, un requisito, sì. I disabili ai sensi della legge, soggetti con utenze ubicate nelle isole minori non interconnesse e soggetti con utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Allora, mi pare evidente che qui la norma individua una fascia di popolazione che merita una sorta di protezione. La cosa che va detta, mi riferisco diciamo al primo criterio, cioè quello delle persone di età superiore ai 65 anni, intanto è il caso di informare queste persone che se hai più di 75 anni non esci dal mercato tutelato. Non solo, ma se i 75 anni li compi il prossimo anno in quanto 75enne puoi rientrare nel mercato tutelato. Ma allora questo mercato tutelato continua ad esistere? Continua ad esistere con questa dicitura che dicevamo prima, cioè servizio di tutela della vulnerabilità. Ma quindi tutte le persone, le tantissime persone anziane over 75, che sono veramente tanti, abbiamo parlato più volte di questi numeri, perché quando parliamo di pensionati sono questi, di fatto resteranno in questo mercato, ma retto da chi? Cioè cosa vuol dire a questo punto? Cioè sempre con l'operatore che hanno adesso? Sì, loro potranno restare con l'operatore che hanno adesso. Qui bisogna fare un distinguo. Allora noi raccomandiamo a tutti, anche chi ha più di 75 anni e percepisce il bonus sociale, di comunque fare richiesta, perché insieme alle lettere che sono arrivate adesso ex abrupto, diciamo, per avvisare le persone che il mercato tutelato sta arrivando alla fine, c'è un modulo, e se questo modulo le persone dovessero averlo smarrito o non dovessero averlo ricevuto, si può trovare sul sito dell'ARERA, che è appunto il sito dell'autorità. In questo modulo la persona autodichiara o dichiara in caso avesse la 104 o altri problemi, allegando i documenti, dichiara che vuole restare nel mercato tutelato. Altrimenti di fatto
uscirà dal mercato Però se ha tutelato. 75 anni non dovrebbe uscirci. In teoria no, perché il sistema dovrebbe essere in grado di capire che la persona ha più di 75 anni e che percepisce il bonus sociale, perché comunque Perché bisogna anche percepire il bonus sociale, perché io faccio esempio uno 75enne che ha un'ottima pensione, 4.000 è comunque euro. considerato vulnerabile. Invece ad esempio una persona giovane che percepisce il bonus sociale, magari anche un ISEE alto, perché abbiamo visto che la soglia dell'ISEE per chi ha più di 4 figli è di 30.000 euro di ISEE, che non è pochissimo, ha comunque diritto di restare nel mercato tutelato in quanto vulnerabile. Chiaro, quindi questo è importante anche saperlo. Doveva chiudere la questione del No, delle ma fasce solamente per fragili. dire appunto che diciamo, quando noi dicevamo anche prima della necessità di fare informazione e quindi una campagna di informazione, per dire per esempio questa cosa qua, e cioè che il 75enne può decidere tranquillamente di rimanere dentro quel mercato. Naturalmente anche per lui è importante guardare se ci sono altre offerte, perché diciamo la cosa vera adesso, al di là di tutti i ragionamenti che stiamo facendo di attenzione, un'esigenza di trasparenza eccetera, però è vero che una liberalizzazione di questo mercato può garantire delle offerte migliori verso bisogna i clienti, valutarle. quindi non va demonizzato questo processo, però va controllato, appunto, che è la ragione in cui appunto dicevamo prima che era necessaria l'informazione e anche dei momenti di verifica di come questo processo evolve all'interno del nostro paese. Ciò detto, è importante che si sappia che i 75enni possono rimanere nel mercato, ed è importante dire che una volta raggiunti i 75 anni, se lo vogliono, possono rientrare nel mercato tutelato, che si chiamerà appunto servizio di tutela delle vulnerabilità. Chiaro. Tutti gli altri, che cosa succederà a tutti gli altri? E ci sono anche delle particolari offerte. Togliamo appunto la slide perché andiamo subito in pubblicità qualche secondo, poi siamo con voi, restate sul canale 19 tra poco. Allora, stiamo parlando di mercato libero, mercato tutelato, vediamo subito la slide di supporto così ce la spiega bene per capire chi sono, cioè cosa succederà più che altro a tutti gli altri. È arrivato anche un messaggio: non esiste un tariffario massimo di vendita dell'energia, poi sui costi amministrativi ogni azienda decide quali applicare. No, questa è una domanda che riceviamo, devo dire, spessissimo. No, non c'è un tariffario massimo. Se io domani decidessi di aprire una nuova azienda e di offrire del gas speciale, premium, estratto purissimo e farlo pagare 5 euro al metro cubo, nessuno mi potrebbe contestare niente. Per cui non c'è un tariffario massimo. Allora, gli altri, vediamo subito la slide perché abbiamo diverse cose da raccontare. Cosa succederà per tutti gli altri? Allora, gli altri fondamentalmente si trovano davanti a un bivio. Se non fanno niente, si ritroveranno assegnata un'offerta che si chiama placet. Se invece vogliono cambiare, il fornitore nella lettera che gli è stata già inviata gli propone qual è la loro offerta nel mercato libero più conveniente fino a quel punto. L'assurdità che abbiamo anche un po' notato e contestato è che queste offerte non sono delle offerte ad hoc magari per chi esce proprio in quel momento dal mercato tutelato, ma è semplicemente l'offerta migliore che il fornitore ha per i suoi clienti o per i nuovi clienti in quel momento. E queste sono offerte che hanno delle scadenze a volte molto ravvicinate, persone che ci dicono: io ho ricevuto la lettera il 10 ottobre e devo decidere entro quel giorno se cambiare, perché in quel caso avrei avuto quell'offerta, altrimenti non si sa. E quindi anche su questo c'è molta confusione da parte delle persone che ci contattano. Venendo invece alle offerte placet, sono delle offerte che erano nate un po' per fare da via di mezzo tra il mercato tutelato e il mercato libero. Perché cosa hanno le offerte placet? Hanno una struttura molto rigida, delle condizioni contrattuali che vengono stabilite dall'autorità, però quello che importa di più al consumatore e a tutti noi, cioè le condizioni economiche, vengono stabilite dal fornitore. Quindi fondamentalmente è una struttura di contratto che ha delle garanzie, delle durate stabilite, però il prezzo viene stabilito liberamente dal fornitore.
e da quello che abbiamo potuto vedere le offerte placet sono generalmente più costose e quindi meno convenienti rispetto a quelle del mercato libero. Vediamo infatti la slide delle offerte placet, bisogna ricordarsi questo termine. Sì, placet, esatto, per cui hanno queste caratteristiche qui. In realtà le persone stanno ricevendo delle offerte placet soprattutto variabili, perché ultimamente vanno tanto le offerte con condizioni economiche variabili, però esistono anche delle offerte placet a tariffa fissa, di solito per 12 mesi. Ok, quindi bisogna stare attenti un po' a questo tipo di situazione. Dopo vedremo che cosa conviene fare, però sostanzialmente c'è anche un'altra slide successiva che parla del discorso della famosa lettera che alcuni hanno ricevuto, di cui lei ha accennato. In realtà dovrebbero averla già ricevuta tutti i clienti che sono ancora nel mercato di maggior tutela, perché è stato proprio un obbligo di legge. I fornitori dovevano avvisare i loro clienti che la fornitura del mercato tutelato stava per terminare e che quindi avevano davanti queste due scelte, il mercato libero o il placet, questa sorta di via di mezzo. Però devo dire che queste lettere, per come le abbiamo viste noi, non avevano una struttura omogenea, quindi qui non c'è stato forse un po' di carenza di controllo da parte dell'autorità. Non tutte le informazioni erano date in modo corretto, non veniva esplicitata più di tanto la possibilità della persona di poter restare nel servizio di tutela della vulnerabilità se aveva determinate caratteristiche. Ne ho viste alcune in cui la persona dicevano: ah, ciao, il mercato tutelato sta finendo, o scegli il placet oppure scegli questa offerta che però scade tra 1 o 2 giorni magari, oppure quando arriva la lettera è già scaduta. Slide successiva, cliente in servizio di tutela vulnerabile, appunto cosa implica, cosa comporta? Allora, innanzitutto vorrei esplicitare che anche il servizio di tutela della vulnerabilità non è concepito per durare per sempre. Ad oggi è concepito per durare fino alla fine del 2027 e poi non sappiamo se verrà prorogato o che cosa succederà, per cui anche il servizio, anche chi è vulnerabile purtroppo non può stare sugli allori, adagiarsi sugli allori e dire: ok, allora io per il resto magari delle mie necessità resterò con la maggior tutela, perché le carte in tavola potrebbero ancora cambiare. Chiaro, invece tutti cliente non vulnerabile, vediamolo che sono tutte quante moltissime persone che non rientrano nella fattispecie che avevamo visto, nei casi che avevamo visto prima. Esatto, chi non è considerato vulnerabile ha soltanto queste due scelte: o di passare al mercato libero anche con un altro fornitore rispetto al suo, o quello di scegliere un'offerta placet, o altrimenti, se non sceglie niente, anche questo è un dato importante da dare, se non sceglie niente non è che si ritroverà senza gas a partire dal 10 gennaio, si ritroverà con un'offerta placet, quindi probabilmente più svantaggiosa rispetto a quelle concorrenti nel mercato libero, ma comunque non si ritroverà assolutamente senza gas o senza fornitura. Sì, dopo è da valutare se sarà più o meno vantaggioso, insomma è una cosa che deve essere considerata al momento, no? Alla luce di quello che emerge. Sicuramente, però per quello che abbiamo visto noi in genere le offerte placet sono un po' più costose rispetto a quelle non placet, quelle standard nel mercato libero. Allora, qual è la scelta migliore? Che cosa fare? Come comportarsi? Allora, per i vulnerabili noi consigliamo di restare nel tutelato, o come cambierà nome adesso, più a lungo possibile, perché comunque è una tutela maggiore, perché avere delle condizioni economiche che vengono stabilite dall'autorità in modo di essere sempre aderenti al mercato è sicuramente un vantaggio in più rispetto al doversi districare in un mare di offerte che a volte non sono neanche comprensibili per un consumatore che finora è rimasto felicemente nel mercato tutelato. Invece tutti gli altri purtroppo dovranno, volenti o nolenti, buttarsi in questa giungla, diciamo, e imparare a riconoscere quali sono le offerte economiche più convenienti per loro. Sicuramente la scelta più importante, la prima scelta, come dicevamo prima, è cercare di capire se possono essere
più attratti da un'offerta con tariffa fissa o una con tariffa variabile, perché entrambe hanno dei pro e contro. Andiamo a vedere subito la slide successiva, prima c'è un messaggio. Sono del parere che il trasporto dell'energia deve essere nazionalizzato. In Germania acqua, elettricità e gas passano per il comune, così i consumi sono controllati, perché questo scrive il nostro telespettatore. Prego. Beh, attualmente noi abbiamo ci rivolgiamo al nostro fornitore pensando che sia responsabile anche magari delle fasi del trasporto e di gestione del contatore. In realtà a fianco al fornitore, che è semplicemente quello che ci manda le bollette, c'è il distributore. Per il gas non c'è un distributore unico a livello nazionale, ma ce ne sono diversi che vanno per zone, per comuni o per regioni. Il distributore è quello che prende le letture e che poi le comunica al fornitore. Il distributore è responsabile della rete ed è responsabile dei contatori, quindi ci sono comunque queste due figure. Ho un contratto a prezzo fisso, che cosa conviene fare? Conviene controllare quanto si sta pagando. Purtroppo alcuni fornitori mandano delle fatture ristrette, diciamo, per non sprecare carta, insomma mandano delle fatture molto corte rispetto a quelle lunghe che a volte sono sulle 10-12 pagine, in cui non è esplicitato il prezzo della materia prima al metro cubo o al kilowattora. Se non è esplicitato si può fare un rapido calcolo, si prende la parte della bolletta relativa al costo dei consumi, praticamente magari su una bolletta di, mettiamo, 50 euro, per la materia prima io ho speso 25 euro. Prendo questo dato, lo divido per quello che effettivamente ho consumato, perché i consumi invece sono sempre esplicitati nella fattura, e così ho un'idea circa di quello che io spendo al metro cubo o al kilowattora. Poi che cosa bisogna fare? Bisogna prendere questo dato e o confrontarlo con quello che attualmente i clienti del mercato tutelato stanno pagando, perché dà un'idea realistica di quello che è l'andamento del mercato, oppure per i più tecnologici o per chi si vuole cimentare, può andare a controllare quelli che sono gli indici del mercato dell'elettricità e del gas, che sono il PUN per la luce e il PSV, che è quello italiano del gas, e da lì vedere se sta pagando una cifra congrua, perché se sta pagando il triplo, il quadruplo o di più, magari conviene o scegliere un'altra offerta fissa, ma magari disponibile in questo momento, che è sicuramente più bassa rispetto a quelle di 1 o 2 anni fa, oppure passare direttamente al variabile. Certo. A chi rivolgersi per chiedere aiuto? Qua vediamo la slide con tutti gli indirizzi della Federconsumatori, naturalmente. Allora, questo in realtà abbiamo inserito questo portale, perché ci sono tantissimi portali online che si possono usare per confrontare le offerte e per trovare quella migliore. Il problema è che questi sono siti e motori di ricerca che vivono di pubblicità. Quindi i fornitori pagano per finire in alto nelle ricerche e soprattutto come vive il sito, vendendo spesso i vostri dati. Per cui invece questo portale che viene indicato qui si chiama il portale offerte, è gestito dall'ARERA e dal Ministero, per cui questo non vive di pubblicità, non vi chiede nome e cognome, vi chiede solo dove abitate e quanto pensate di consumare in un anno. Se non lo sapete vi chiede che elettrodomestici avete. www.portaleofferte.it. Esatto. E quindi fa una valutazione, un calcolo che serve per alla fine di ottenere fare una scelta migliore, non esatto, per controllare, sì. Insomma non dovrebbe essere così. Per l'energia elettrica invece siamo in chiusura, abbiamo 2 minuti. Per l'energia elettrica c'è tutto un altro discorso. Per l'energia elettrica chi non sarà passato al mercato libero entro aprile del 2024 si troverà assegnato praticamente un fornitore d'ufficio, così diciamo. Ci saranno dei bandi, ci saranno dei concorsi, i fornitori competeranno tra di loro e chi vincerà una fetta di quell'area geografica si prenderà tutti i clienti del mercato tutelato, quindi tutti quelli che ancora hanno il servizio elettrico nazionale confluiranno in questo nuovo venditore. Con quali condizioni economiche non lo sappiamo. Consiglio finale, abbiamo qualche secondo ancora, segretario. Ma il consiglio finale è rivolgersi alle nostre sedi e trovare lì qualche indicazione. Naturalmente andare su questo sito, veniva indicato prima, perché quello serve per fare una comparazione, per orientarsi. Insomma, possiamo dire solamente questo. E poi vediamo come va. Ripeto, noi continueremo a fare un'azione importante, perché adesso
Cioè, avere per esempio in Italia 700 aziende che possono fare, sono tante, cioè nel senso questi servizi hanno bisogno anche di massa critica, cioè di avere strutture importanti, anche insomma 700, cosa c'è dentro queste 700 aziende? No? Che è la ragione per cui dicevamo controllo e trasparenza, adesso noi faremo di tutto, anche assieme a Federconsumatori, nel tentare di avere, diciamo, una fase di monitoraggio di questo processo, passaggio, insomma. Perché ci possono essere strutture anche importanti con un danno agli utenti. Ripeto, un processo di liberalizzazione in sé non è negativo, nel senso che può effettivamente portare qualche vantaggio ai fruitori. Naturalmente bisogna che ci sia un controllo, bisogna che ci siano elementi di trasparenza e bisogna mettere i cittadini nelle condizioni di poter scegliere. Ecco, ripeto, io penso che ci torneremo ancora sopra su questa cosa, ovviamente sì, con la vostra squisita disponibilità, insomma, però perché serve dire e serve informare, ripeto, cose che possiamo fare noi, che avrebbero dovuto fare altri, ma insomma in assenza di altri proviamo a farlo noi. Grazie segretario, grazie a Federconsumatori di essere stati qui con noi, a voi cari telespettatori come sempre di averci seguito. Io poi vi invito a riguardare la puntata, rivedetela, ma soprattutto in caso di problemi, di dubbi, di perplessità, Federconsumatori come anche SPCGIL vi può dare una mano, ci sono gli sportelli, ci sono gli uffici fisici, prenotatevi un appuntamento, andate prima di sbagliare, farsi informare bene. Qui abbiamo dato una traccia, vi abbiamo fatto capire quali sono le criticità del sistema, ma ovviamente poi i singoli casi sono rilevanti e sono quelli che fanno la differenza. Grazie ancora, buon proseguimento, a presto.